Quello che stiamo vedendo questi giorni sinceramente mi lascia piuttosto basito, proprio perché se qualcuno non vuol dare l'autonomia al Veneto, almeno lo dica chiaramente. Io sto vedendo dei no a delle proposte che riguardano l'ambiente, che riguardano la scuola, che riguardano altre cose, che arrivano dai ministeri senza una motivazione. La pazienza dei veneti si sta esaurendo, aggiunge il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti dopo l'ennesimo rinvio dell'autonomia in Consiglio dei Ministri. A provocare il nuovo slittamento temi come le concessioni autostradali e ferroviarie, ma anche questioni in ambito scolastico, soprattutto l'assunzione dei docenti. Questa è la cosa che spiace di più, perché sull'istruzione invece io ritenevo la strada veramente in discesa, peraltro con un attentissimo ministro Stefani che aveva ben compreso che bastava mettere in ordine quello che la provincia di Trento fa per la scuola e la regione del Veneto voleva fare. Se il dibattito sulle autonomie regionali è uno dei barometri delle tensioni all'interno del governo giallo-verde, al malumore di alcuni leghisti i 5 Stelle ribattono che di fronte ad un tema così complesso l'approfondimento è d'obbligo. È una questione delicata, ci sono degli scogli da superare, questo so che lo sa di per certo anche il governatore Zaia e l'altro alleato che è la Lega Nord, per cui noi vogliamo che esca una proposta, un testo che tenga in considerazione di tutte le diversità e che sia un testo buono e non sia solo propaganda elettorale. Sull'autonomia differenziata, nonostante le riunioni già fatte, non c'è ancora alcun testo, ha affermato il ministro per il Sud Barbara Lezzi, ma per noi 5 Stelle i punti cui non rinunciamo riguardano la presenza del fondo di perequazione, l'introduzione dei fabbisogni standard e quindi i livelli essenziali di prestazione, con l'obiettivo di non creare cittadini di serie A e serie B. Chi osserva il dibattito dall'esterno, come il Partito Democratico, lo fa con disincanto. Secondo lei questo tira e molla continuerà a lungo? Non riesco a fare previsioni, mi limito a constatare questa situazione di incapacità decisionale anche su questo punto.